Prima di tutto, mai più il centrodestra diviso. Il centrodestra diviso ha creato, purtroppo, perché l'abbiamo creata noi, la vittoria del centro-sinistra a Verona, i cui nefasti risultati in tema di viabilità, di decoro urbano, di sicurezza, di gestione territoriale sono sotto gli occhi di tutti, almeno per me sono evidenti. Quindi la priorità, la stella polare è mai più dividersi, perché la divisione fa vincere persone che amministrano male. Dopodiché è sicuramente un allungo, nel senso che mancano 16-17 mesi alle elezioni amministrative, vedranno i capi politici nazionali, perché Verona, ricordiamocelo, è la 12ª città d'Italia per abitanti, quindi è guardata e seguita a livello nazionale. I segretari nazionali del centrodestra dovranno garantire l'unità e il miglior candidato. Posso dire che anche noi di Fratelli d'Italia possiamo vantare un novero di candidati sicuramente che sarebbero all'altezza di ridare a Verona quella credibilità e qualità amministrativa che oggi con la giunta Tommasi è stata cancellata ed è inesistente.